cuduri con l'uova, col pane, nodi dolci, come si facevano nei tempi antichi. Acqua, lievito, l'ho rinnovato ieri sera. E poi ci servono le uova. Una volta si faceva il pane e si facevano i cuduretti con l'uova. Si facevano per i bambini, per i grandi. Ora mettiamo un po' di sale, io non lo metto vicino al lievito, lo metto qui di fuori. E poi si lavora. Un altro pochino di acqua. Ecco, e si lavora. E poi si stira la pasta e si fanno i cuduretti. Una volta se ne andavano tutti in campagna quando era una bella giornata, sai, il lunedì di Pasqua, e si portava questa cuduretta con l'uova e si mangiava. E poi si formano delle formine, una treccina, un cestino, come l'idea, come viene l'idea. E si mette l'uovo, prima si bolle, si fa raffreddare, si fa lievitare e poi si mettono nel forno. La tradizione era che si mangiava le fave fresche, col formaggio, queste cose. A Natale si faceva il panuzzo di nuciddi, a Pasqua cuduredda con l'uova. Ci vediamo più tardi quando sono pronti i cudureddi con l'uova. Ora tutti quasi nel forno elettrico li fanno queste cose, perché il forno a legna non ce l'ha quasi nessuno. Ma io ancora li voglio fare nel forno a legna. Si deve fare presto quando si forna. Una volta per Pasqua a cudura con l'uova di pane. Poi col tempo sono entrati i biscotti, i biscottini, altri tipi di pasta che la fanno diversamente o col burro, con la margarina, ce ne sono tanti. Ma io la faccio col pane al naturale, semplice, come la tradizione di una volta. Ora ripieghiamo. Ce l'abbiamo fatta, ora vediamo il risultato. 10 minuti e guardiamo, poi li lasciamo una mezz'oretta, meno di un'ora, perché sono piccoli. La tradizionale cudura cubana. La cuduretta con l'uova di Pasqua è pronta. Si possono regalare, glielo do ai miei nipoti. Buona Pasqua a tutti!